Allora, ci siamo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, è l'8 aprile, giovedì, dunque questa sera c'è Ring su Tele4 alle 21, vi aspetto puntuali, mi raccomando, abbiamo tante cose di cui parlare, soprattutto a cominciare da questo mitico AstraZeneca sul quale non si capisce nulla e ora in tantissimi già ci stanno chiedendo e scrivendo per capire che cosa bisogna fare, quindi che cosa sarà del richiamo, che cosa sarà del secondo vaccino, che cosa sarà del vaccino per chi deve cominciare da zero. Buongiorno Romana, ciao Aldo, ben trovato. Oggi ritardissimo, ero dal meccanico, vi chiedo scusa. È mai possibile che in Italia si decida di non decidere? Infatti, secondo me questo è quello che è successo. Poi l'EMA, in realtà anche in Europa si decide di non decidere, che scarica su AIFA. Sono stanco, dice Aldo Ornella, buongiorno. Condividete, mi raccomando amici, buongiorno Ferdinando a tutti, ciao Rita. Margherita, condividi, Edo, condividi, tra poco pubblichiamo anche gli articoli di Edoardo appunto, su queste preoccupazioni per quanto riguarda il sindacato di polizia per il vaccino, cosa devono fare e non fare le forze dell'ordine e soprattutto anche la solidarietà nel rispetto delle violenze che non si devono mai perpetrare nei confronti della polizia in piazza, ma di quanti invece erano a manifestare per le proprie attività. Quindi è una solidarietà strana che magari non ci aspettavamo da parte del sindacato di polizia nei confronti dei manifestanti di Roma. Ciao Paola, ben trovata. Diego, ciao a tutti, condividete. Gabriele, Walter, Ferdinando, buongiorno. Che ne pensi riguardo alle pensioni di 67 anni, 53 e già 30 di lavoro puntuale, 14 ancora vai fenomeno, ma siamo oltre, pazzesco. AstraZeneca dietro fronte, avanti marcia, scandaloso, non si capisce più niente. Sabri, buongiorno, ben trovata. Allora, vi chiedo scusa davvero ancora per il ritardo, non è alle 11 come di solito, ma ero dal meccanico. Dunque abbiamo deciso di, dice, ciao Deborah anche da Instagram, di aspettare ovviamente perché EMA scarica su AIFA, quindi AIFA deve decidere che cosa fare di questo benedetto AstraZeneca o Vax Zevria. I titoli dei giornali sono tutti dedicati a questo, a parte il Gazzettino Corriere del Veneto che ovviamente citano le questioni più venete, adesso ne parliamo, ma Repubblica, il verdetto su AstraZeneca, meglio dai 60 ai 79. Cioè questo è il consiglio dai 60 ai 79, meglio, quindi abbiamo, non c'è ma non si vede, diciamo, c'è l'AstraZeneca, c'è questo blocco ma non si vede, cioè non è proprio una cosa seria, diciamo così, anche perché i dati ovviamente dicono, ci ripetono come sempre, il rischio è zero, non esiste, fa peggio l'aspirina dell'AstraZeneca, fa peggio non so che cos'altro rispetto all'AstraZeneca, i casi sono limitati, Palucci racconta ancora, la trombosi resta un effetto raro ma è giusto indagare in questo momento. E tutto quello che ovviamente è limitato a quanto abbiamo visto e cercato di capire in queste ore, perché probabilmente il richiamo potrebbe essere con Pfizer, un vaccino completamente diverso, adesso per le fasce d'età che non dovrebbero più avere AstraZeneca si potrebbe allargare l'arrivo di Pfizer con nuove dosi, lo stesso Zingaretti oggi torna, riemerge in un'intervista a Repubblica mi pare, o sul Corriere Repubblica, dice potremmo raddoppiare le iniezioni se avessimo le dosi. Quindi il governo che accusava le regioni anche dei furbetti, le regioni che seguivano le indicazioni date dai piani vaccinali precedenti, oggi non hanno i vaccini. Di chi è la colpa? Ancora delle regioni? Ancora del governo? È dell'Europa? Di Ursula che non ha la poltrona? Tra poco ne parliamo del vergognoso Erdogan e dell'ancor più vergognoso, un nominicchio, Michel, il presidente della Commissione del Parlamento, vabbè, insomma, dopo ne parliamo. Terapie intensive, Gazzettino, no c'è un nuovo allarme per quanto riguarda le terapie intensive in Veneto e adesso ne discuteremo. Repubblica, avevo detto il titolo, il Corriere del Veneto, AstraZeneca, Zaia con questi limiti sarebbe una tragedia e perché ovviamente si mette a rischio la sopravvivenza di questa, cioè, o meglio, l'efficacia di questa campagna vaccinale. Per il Corriere, AstraZeneca oltre i 60 anni e questo è l'unica cosa che ovviamente ritroviamo un po' sui giornali di oggi tra le notizie importanti, insieme a un altro paio delle quali parleremo questa mattina. Allora, buongiorno Andrea, Gabriele, ciao a tutti, condividete, mi raccomando, e comunque in casi rarissimi di trombosi hanno cambiato il bugiardino. Furbi, beh, ma hanno cambiato sì, come richiesto. Non esistono i Novax, esiste Costituzione e gli anticostituzionali, costituzionalisti e anticostituzionalisti, immagino. Aldo, ho visto una statistica, è più facile essere colpito da un fulmine che morire di vaccino. Aldo, è così, però in questa isteria in cui diciamo che tutto viene nascosto, in cui ci sono le dietrologie più assurde,
e le notizie nascoste, invece non si è mai fatta così tanta informazione come in questo periodo, ne ho parlato più volte e si scende nel dettaglio. Soltanto raccontarlo e amplificarlo con le aperture dei giornali è chiaro che innesca ulteriore preoccupazione, e questo è evidente, però io preferisco che ci sia un'informazione cosciente per tutti noi rispetto ad alcuni che possono ancora oggi abbarbicarsi, citando l'ex premier, su notizie dette a metà, e quindi poi vedere chissà quali grandi ricostruzioni dietrologiche. Potrebbe esserci una geopolitica, ecco, su questo l'abbiamo detto più volte, e quindi oggi AstraZeneca, ulteriormente umiliato, sembra sempre più il vaccino di serie B, quello che non funziona, quello di cui non fidarci, e scegliamo gli americani Pfizer e Moderna invece praticamente per tutte le fasce. Oggi è meraviglioso, voglio arrivare al turismo, ma soprattutto cominciare da questa cosa di Erdogan, perché sarebbe facile fare, diciamo, dare un epiteto di Erdogan mettendoci una M davanti, ma il problema è che è un'altra M, quella di Michel, che era insieme a Ursula von der Leyen in Turchia, là dove siamo andati a dare un'ulteriore paccata di soldi per garantire il blocco dei migranti dalla Siria, soprattutto che restino lì in Turchia, che ci sia questo muro della Turchia, alla quale con debolezza chiediamo sì, però attenzione, se volete avvicinarvi all'Unione Europea, questa cosa dei diritti, no, mi raccomando, facciamo qualcosa su questa cosa dei diritti. Tac, eccola lì! E allora cosa succede? Ci sono solo 2 poltrone, perché il video l'avrete visto tutti, l'abbiamo pubblicato ieri, abbiamo fatto un pezzo con Marco Gombacci, lo riprenderemo in altre sfumature nei prossime ore, cioè sul sito ferdinandovarino.it, cioè alla fin fine ci siamo fatti prendere per il culo da Erdogan, scusate la parola, per la quale tanto ci bloccheranno ulteriormente, ma la pagina già è un disastro finché non otteniamo altre autorizzazioni. Quindi il problema è questo, cioè andiamo per chiedere per favore a Erdogan di limitare, dandogli i soldi, l'arrivo dei migranti, e questo in faccia ci sbatte che cosa? Le 2 poltrone per i soli uomini, mentre gli altri stanno seduti a distanza. E quella mezzo uomo di Charles Michel, che è uomo dell'Unione Europea al fianco di Ursula von der Leyen, cosa fa? Accelera coi suoi passettini e va verso la sedia. Voi ditemi se questo è un uomo, voi ditemi se questo è un leader, voi ditemi se questo è un politico, voi ditemi se oggi Ursula, che con grande classe, io me ne sarei andato, con grande classe si siede sul divano e sta zitta dopo il suo M e non dice nient'altro, voi ditemi se questo non va cacciato, se Charles Michel, il belga, non va cacciato. C'è solo una cosa bellissima su cui sono d'accordo oggi con Gramellini, che per la prima volta tutti quanti ci siamo arrabbiati da europei. Non vedo quelle del catcalling, non vedo quelle del Me Too, non vedo questa indignazione. C'è una fotonotizia sui giornali, c'è poco di più. C'è questo Erdogan fa sedere quell'altra mezza pippa di Michel, questa pippa di Michel, in una poltrona, e dopodiché la Ursula von der Leyen per una volta mi è venuta simpatica, la fa sedere sul divano e lei accetta in silenzio. Questa immagine, probabilmente molto più efficace magari di una litigata in un cerimoniale, in un incontro estero, effettivamente forse è più efficace questa immagine. Il problema è che ne usciamo ancora più deboli, secondo me. Ne usciamo molto più deboli da una sceneggiata come quella di ieri, dove una mezza pippa di politico come Michel consente a Erdogan di umiliare l'Europa per mano dell'umiliazione di Ursula von der Leyen. È una vergogna, è un mezzo uomo Michel. Questo devo ammetterlo con tutto il cuore. Esatto, Erdogan sto beep. Comunque un articolo di ADN Kronos di ieri, EMA dice che non vi sono elementi validi per non somministrare la seconda dose di AstraZeneca a chi ha ricevuto la prima. Grazie Edo, ho trovato più indecente il comportamento di Michel. Brava Emilia.
Emilia, sono d'accordo perfettamente con te. Ieri l'ho già praticamente insultato sulla mia pagina Facebook. Pfizer e Moderna sono americani, Biden vuole l'Europa sotto il potere americano. Vogliamo dire anche questo? L'abbiamo detto più volte. Perché non blocchiamo i traghetti turchi? Cosa vogliono vedere? E così vogliamo vedere cosa fa Erdogan. Sabri, questo ulteriore comportamento di Erdogan maschilista è ulteriore motivo per non farlo entrare in Europa. Lei è stata una gran signora per il suo comportamento. Sabri, sono d'accordo con te. Super Avarino, Andrea. Rita, questi personaggi hanno contrattato i vaccini ma fanno ridere i polli. Questo è il problema, che non mi sta simpatica Ursula perché doveva garantirci la sopravvivenza con un piano vaccinale, che è sopravvivenza economica, che è sopravvivenza delle nostre imprese. L'abbiamo detto, raccontato anche ieri sul sito con lo sfogo del presidente di Confindustria di Venezia. Noi non stiamo, essere aperti non vuol dire lavorare, cioè non stiamo facendo commerci nuovi per le nostre imprese, non stiamo allargando i nostri mercati, non stiamo crescendo e non sappiamo se sopravviveremo alla riapertura. La seconda, altra donna, è la Murgia, la scrittrice, questa scrittrice, altra che non mi sta simpatica ovviamente, però che dice che è preoccupata per gli uomini in divisa. E su questo, guardate, non voglio aggiungere niente di più. Nel vedere figliuolo lei si spaventa, no? Che grande rischio per la democrazia che abbiamo, secondo la Murgia, perché abbiamo finalmente una persona capace a gestire i vaccini che arrivano purtroppo e con la logistica dell'esercito di cui deve essere orgogliosa e stare zitta, e rispondo con le parole di Rita Dalla Chiesa, se le trovassi da qualche parte, non le trovo. Vabbè, però, ecco, quello che volevo dire, sì, forse l'ho detto poco fa, è che per la prima volta ci arrabbiamo da europei e sono d'accordo con Gramellini su questo. E quindi la Rita Dalla Chiesa ovviamente dice che è figlia del generale Dalla Chiesa, ucciso, vorrei ricordare alla signora Murgia, che non si deve assolutamente spaventare. Tutti gli uomini in divisa si devono indignare e tutti gli uomini che hanno il sacrificio delle ore e del sacrificio delle famiglie per garantire anche in questo periodo la sicurezza, per garantire tutte le nostre missioni all'estero. Come fa una che fa la scrittrice a dire di essere preoccupata? Ma quale preoccupazione devi avere, Murgia, per vedere uno capace finalmente come figliuolo e ha una divisa di cui dobbiamo essere orgogliosi, peraltro è alpino, a gestire la logistica finalmente seria dei vaccini che arrivano. Benissimo, due cose molto rapide. Calenda, fantastico, come la Gelmini oggi sui giornali, come abbiamo già visto Garavaglia. Anche Calenda si arrampica e dice: il paese non tiene più. Calenda dice di Azione: è possibile riaprire tutto il 15 maggio. Cioè, Calenda dice: il paese non lo teniamo più, è possibile riaprire il 15 maggio. È un grande, è un grande. Cioè, non ha detto niente, non ha detto niente. Non è che ha detto riapriamo adesso, riapriamo fra 10 giorni, ha detto riapriamo fra un mese e mezzo. È straordinario. Cioè, ha detto nella sua super cazzola, ha fatto contento qualche pollo, probabilmente, che gli dice: grande Calenda, bravo, abbiamo bisogno di te. Uno che a me piace, tra l'altro, Calenda, ma non ha detto assolutamente niente. È come dire: ragazzi, non preoccupateci, non preoccupatevi, ad agosto, a Ferragosto faremo il bagno. Siete d'accordo con me? Non dobbiamo preoccuparci, a Ferragosto faremo il bagno, tranquilli. È lo stesso valore della frase di Carlo Calenda. Due aspetti. Zaia ieri in conferenza stampa ha detto che avremmo i numeri da giallo oggettivamente, con l'RT adesso a 0,95, ma il problema è che preoccupano davvero le terapie intensive. Rischiamo di arrivare al livello del 31 dicembre, 401 terapie intensive in Veneto. Male, dice Rosi, appunto il responsabile Veneto per le terapie intensive, sembra dicembre, crescono, sono ormai totali le terapie intensive 695 con Covid e non Covid. Le Covid soltanto sono 303 i dati di ieri. Cala però la mortalità in terapia intensiva, non è più il 43-44%, oggi è il 35%. Dove siamo arrivati? Grande Rita Dalla Chiesa. Murgia, chiama Batman, dice Edoardo. Emilia, anche quando ci sono i terremoti ha paura delle divise. Bravissima Emilia, bravissima. In Italia le divise tutelano il nostro paese. Grazie enorme alle forze dell'ordine. Bravo Andre. Parliamo di cose serie, non della Murgia. Salvini aveva ragione di essere contro questi fenomeni europei e andare per la nostra strada a produrre noi i nostri vaccini. Certo, la Francia va avanti, lo fa, eh. A Murgia dico: viva gli alpini, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine. Rita, sono con te. Buongiorno Ferdi, ciao Fabio. Due cose molto rapide, perché siamo andati lunghi oltre che in ritardo.
brava Emilia. Dobbiamo capire, lo scopriremo, ne parleremo stasera a Ringa su Tele4 alle 21, ve lo dico, di che cosa fare di questi vaccini. Cerchiamo di avere Riccardi, il vicepresidente della regione, ospite in modo da chiarirci un po' tutti questi aspetti che devono fare, la seconda dose, la prima dose di quelle fasce d'età. Sul turismo, sapete che l'altra polemica sui furbetti era diventata anche per la Campania la vaccinazione di Ischia, Ponza, tante altre isole in Italia che ovviamente si vuole vaccinare prima di altri per garantire una riapertura di turismo Covid free. Bene, in realtà la linea è proprio questa, cioè adesso ci stiamo pensando seriamente, vacciniamo le isole là dove si può, ci sono tutta una serie di sicurezze logistiche, sanitarie, per garantire un turismo Covid free come sta facendo la Grecia già più avanti di noi. Bene, intanto l'assessore Caner del turismo in Veneto parla di questa assicurazione anti-Covid ai turisti che sarebbe gratuita, è un aspetto molto interessante e che ti porterebbe ad avere tutto organizzato fondamentalmente nel momento in cui dovesse verificarsi una positività, quindi dal ricovero, il trasporto in ambulanza anche per il turista straniero, anche al pernottamento più lungo se devi stare con sintomi lievi in albergo di più, tutto pagato, e potrebbe essere una logica interessante, quindi anche l'hotel, per garantire, diciamo, un appeal ulteriore al nostro nord-est, alla nostra Italia, che non ha bisogno di nessun appeal, perché siamo il paese più bello del mondo, però è bene attrarre ulteriormente turisti. Due cose: intanto il ministro Franco parla di un nuovo decreto sostegni, speriamo che arrivi presto. Il ministro Lamorgese oggi, fantastica, sul Corriere: gli imprenditori non si facciano sfruttare, perché evidentemente quella manifestazione, che poi è finita con 4 cialtroni ovviamente a garantire, a portare degli scontri, era fatta, l'abbiamo detto, non guardate il dito ma alla luna, l'abbiamo già detto ieri subito, l'abbiamo detto la sera stessa a Ring, di fatta di persone disperate. Questo è il problema, e noi dobbiamo guardare a quelle persone che sono i nostri vicini, che è il nostro casolino, che è il nostro imprenditore sotto casa, che è il nostro negoziante. Quelle sono le persone, la palestra, la piscina, il ristoratore, il barista, non sono quei 4 cialtroni che cercavano lo scontro. Mitico Crisanti: AstraZeneca costa poco, rovina il mercato dei vaccini. Ecco, vogliamo dire anche questo? Per una volta sono d'accordo con Crisanti. Ci vorrebbe un colpo di Stato con tutte le forze armate. No, Walter, assolutamente no. Io su questo non sono d'accordo. Quindi alla Morgese diciamo che gli imprenditori si sono già fatti umiliare a sufficienza, e probabilmente si sono fatti umiliare da questi governi da cui aspettano ancora un decreto sostegni dignitoso, e speriamo che quello nuovo che arriva e che annuncia il ministro Franco sia utile. Ultimo aspetto, davvero siamo in ritardo, condividete mi raccomando, il Veneto: sono spariti i profughi, adesso non è che sono spariti realmente, la rotta balcanica continua, lo vediamo tutti i giorni anche a Trieste, ma sono spariti nei numeri che conoscevamo, cioè non sono neanche quei numeri sufficienti a riempire un Cona, un Bagnoli, cioè che cosa sono diventati rispetto al 2017 le presenze. Nel 2021, intanto l'abbiamo pubblicato sul sito ferdinandoavarino.it per chi lo ha visto, sono triplicati. Oggi lo vedo rilanciato da Salvini, dalla Meloni, ma è 3 giorni che abbiamo pubblicato i dati degli arrivi nel 2021 dal cruscotto del Ministero dell'Interno, triplicati gli arrivi nel solo 2021 dei migranti. Ma non è che ci siano grandi meriti, non è l'accordo di Malta che sbandiera ogni volta il ministro Lamorgese, non c'entra nulla, e c'era la pandemia e quindi non arrivavano i migranti, o molti meno. Nel 2021, primi mesi, sono già triplicati rispetto al totale 2020. Bene, dal 2017 presenza in Veneto 14.000, di fatto oggi i migranti in Veneto sono 4.387. E lo scrive Martina Zambon per il Corriere del Veneto in un bel pezzo in cui ci spiega che funziona lo SPRAR, funziona l'accoglienza diffusa oggi, ma per forza, perché non abbiamo più quei numeri di una volta. Dove sono arrivato? Ormai non li teniamo più, parla credo degli imprenditori. Zaia di nuovo a Ring per rispondere alle nostre domande. Hai ragione Paolo, cerchiamo di organizzare una partecipazione del Presidente Zaia magari settimana prossima a Ring. La registrazione la trovo su ferdinandoavarino.it, sì, tutto questo sul canale YouTube, poi su Telegram e tutto, e dove volete, su Instagram. Sono andato in ritardo e lunghissimo, vi chiedo scusa, un abbraccio, condividete, ci vediamo sul sito ferdinandoavarino.it stasera a Ring su Tele4 alle 21. Ciao a tutti.